Treviso è sempre bellissima, io sono trevisana, sono nata in Piazza del Duomo, adesso abito a Quinto, però morirò qua in Piazza del Duomo. 55 anni che sono qua. C'è Conte che è bravissimo, a me piace moltissimo quel ragazzo, come un figlio, sì, gli voglio bene. La signora Vittoria da queste parti è un'istituzione e forse è lei dal suo banco di dolciumi a certificare il successo del Natale trevigiano, finalmente riaperto e libero, a confermarlo anche il conducente del trenino elettrico che sta facendo la spola tra gli angoli più belli della città. Innanzitutto il tempo che c'è favorevole, la temperatura è mite e la gente vedo che è molto interessata, soprattutto in centro qua a Treviso. È un bel Natale. Bambini e ragazzi che restano i protagonisti, ciascuno con le proprie aspettative, i propri piccoli grandi sogni. Stare con la mia famiglia e stare con le persone che non vedo neanche da tanto tempo. Da Babbo Natale voglio non ricordo più. Voglio una bambola, un tablet e e le cuffie. Immancabile dunque la corsa all'ultimo regalo, anche questo un rito. Cerchiamo di prenderci sempre a inizio dicembre, ma alla fine tra una cosa e l'altra ci si riduce sempre all'ultimo. Ecco, condividi. Sì, certamente. In piedi da stamattina alle 7:15, tirarla giù dal letto, poi si va in giro. Ultimo rush. Ultimo rush finale e ci siamo. Anche lei la vedo vestita proprio a tema festa, il Natale lo sente. Certamente. Certo, il caro bolletta pesa anche sotto l'albero. Si sente la guerra, il rincaro bollette, prima la pandemia, non ce ne sono più tanti da spendere. E quindi anche per la solidarietà magari. Soprattutto per la solidarietà. La parola però più pronunciata, almeno in questa vigilia, sembra ripartenza. Quest'anno si spendono anche qualcosa, non ci si può lamentare, ecco. Allora buon Natale. Grazie altrettanto, a tutta Antena 3. E a proposito di auguri. Auguri a tutti, di buon felice anno nuovo, tutte le feste, di cuore. Buon Natale! Buon Natale!